Questa trasmissione è offerta da Git Grado. Buongiorno e benvenuti a Grado, ci troviamo alla piazza Biagio Marin dove è stato allestita la festa delle castagne. Faremo anche il giro degli stendisti, ma soprattutto parleremo di quelle che sono le iniziative natalizie e quelle delle festività anche legate al Capodanno. Nadal de Oro, l'hanno denominato così l'amministrazione comunale, con Roberto Borsati che è il vice sindaco. Parliamo appunto di tutte le iniziative, perché voi siete lanciatissimi, già dall'8 gennaio siete partiti con tutte le iniziative di dicembre, no? Poi finiranno forse l'8 gennaio. Finiranno l'8 gennaio, sì. No, quest'anno proprio abbiamo voluto creare un ambiente ricco e familiare. Abbiamo creato il villaggio di Natale in Campo Patriarcalia, nel centro storico vicino alla chiesa. Qui abbiamo allestito per questo fine settimana la festa delle castagne in collaborazione con la Full Agency, in cui ci saranno anche intrattenimenti musicali. Ahimè, vista le giornate, quindi oggi andiamo in sordina, ma domani, come è andato bello, penso che ci sarà una bellissima giornata. Nadal de Oro, perché Nadal de Oro? Nadal de Oro. Facciamo vedere anche ai nostri telespettatori. Sì, questa è la locandina e comunque la brochure con tutti i programmi all'interno. Nadal de Oro perché quest'anno abbiamo voluto, dopo tutti questi anni di pandemia, dare un segno di rinascita, no? Quindi Natale d'Oro in italiano è proprio l'inizio di un nuovo percorso per tutta la comunità e per tutto il mondo, insomma, no? Quindi per noi era importante dare un segno e dare un titolo nuovo, no? A questo Natale, no? E poi chiaramente un'altra cosa che ci teniamo tanto è sempre il discorso di presepi, che per noi è importantissimo, perché è una manifestazione che facciamo ormai da anni e quindi è sempre in crescita. Quanti sono i presepi allestiti? Allora, i presepi, il numero esatto, adesso non me lo ricordo, comunque a livello del Cinema Cristallo, dove c'è la mostra di quelli più piccoli e che devono stare all'interno, ce ne sono più di 80 e nel giro poi della città ce ne sono altrettanti. E comunque volevo anche dire che noi è anni che facciamo in collaborazioni presepi anche con i comuni di Aquileia e di Terzo, e quindi anche là abbiamo un sacco di presepi anche dislocati in questi altri due comuni. Diciamo che un totale adesso, diciamo un centinaio, cioè no, se molti di più, ce ne sono tantissimi. Ovviamente qui il più famoso è sempre nel Mandracchio, che è il nostro presepe galleggiante, che è un presepe storico. E niente, quello viene organizzato poi con i giri con gli zamponari anche, e fanno il giro dei presepi con la guida, che quindi spiega anche tutti i presepi come sono stati fatti, un po' di storia, quindi c'è molto da vedere sul discorso dei presepi. Diciamo che è un calendario ricco di eventi, vice sindaco, grazie anche alla sinergia con diverse associazioni. Esatto, e questo è importante, noi vero? Collaboriamo tantissimo con le associazioni, specialmente locali, quindi abbiamo comunque la Proloco, abbiamo la Sogit Eventi che comunque collabora tantissimo con noi, addirittura anche a livello di servizio sanitario, perché loro ci danno gli apporti su tutte le manifestazioni con le loro ambulanze, e ci tenevo a dirlo perché ci danno veramente una grossa mano senza poi chiedere, diciamo, nulla in cambio, perché questo ci tengo a dirlo e li ringrazio infinitamente di quello che loro fanno quotidianamente, non solo per le feste di Natale.
Calendario molto ricco, come si diceva prima, ci sono tantissimi eventi. Abbiamo fatto una prima parte con l'apertura appunto del Natale l'8 dicembre in Capo Patriarcalia sul villaggio di Natale, in cui abbiamo aperto le luci con la banda musicale del Comune di Grado che faceva le canzoni natalizie, i bambini degli asili che recitavano e facevano le loro canzoncine. Si è raccolta tutta la comunità. Devo dire che quest'anno c'è stata veramente una partecipazione straordinaria. Il villaggio di Natale era allestito comunque con giochi, davamo le castagne, il popcorn, ribolla, zucchero filato, tutto alla comunità, ed è stata una bellissima esperienza. Quest'anno tanta soddisfazione, perché siamo riusciti in poche ore a raccogliere veramente la comunità, che era quello che noi premeva. Quindi da lì siamo passati fino alla vigilia di Natale. Avremo tutto manifestazioni più che altro impostate per le famiglie, quindi per i bambini, tanta animazione con Babbo Natale, i folletti, questo per far giocare appunto i bambini, così le mamme stanno sedute tranquille e loro si divertono, no? Dopodiché invece abbiamo da dopo Natale fino all'Epifania abbiamo tutte queste grosse manifestazioni, tantissimi concerti che verranno allestiti, e dopo ve ne parlerà magari il presidente della Sogit Eventi, no? E che intratterranno invece il pubblico un po' più adulto, no? Quindi anche tanto per i giovani ovviamente, e arriveremo fino al classico spettacolo ormai tradizionale delle Varuole, che quello richiama tantissima gente, no? Il 5 gennaio. E il 6 gennaio invece quest'anno nella frazione agricola di Fossalon avremo allestito la Befana, il classico pignarul, quindi con il rogo, no? In cui gli agricoltori vedono, a seconda di come va la fiamma, come sarà l'anno agricolo che verrà. Insomma, le festività all'insegna della tradizione qui a Grado, e con la collaborazione di tante associazioni. Abbiamo parlato, l'ha citato prima Alessandro Marchesan, presidente della Sogit Grado, appena arrivato con la sua auto medica che è parcheggiata qua dietro, presente anche qui, ma soprattutto presente la Sogit Eventi per l'organizzazione del Capodanno, giusto? Beh, assolutamente sì, ormai da parecchi anni che noi organizziamo il concerto dell'ultimo dell'anno, abbiamo avuto sempre un discreto successo di pubblico, per cui cercheremo di riproporlo anche quest'anno. Tempo permettendo naturalmente, perché come sappiamo gli avvenimenti all'aperto purtroppo sono legati alle condizioni meteo. Io mi auguro che come ogni anno anche quest'anno riusciremo a coinvolgere tantissime persone. La manifestazione terminerà intorno alle 3 del mattino, conseguentemente avremo tanta gente che si divertirà, speriamo, inaugurando il nuovo anno, con la speranza che sia un anno veramente migliore rispetto a quegli ultimi 2 che abbiamo passato. Quindi collaborazione con l'amministrazione comunale per l'organizzazione degli eventi, ma parliamo anche del bilancio della Sogit, dei vostri interventi in un anno, che dicevi appunto difficile. Diciamo che quella è la parte più brutta, perché di solito purtroppo noi speriamo di non lavorare, è che la salute purtroppo non ci consente sempre di essere in perfetta forma, conseguentemente diciamo che il nostro tipo di lavoro continua, sempre e comunque cerchiamo di assicurare il meglio possibile alla popolazione gradese e limitrofa, perché i nostri interventi non si limitano solamente a Grado ma anche nel Basso Isantino o addirittura nell'Alto Isantino. Comunque, a proposito, noi abbiamo fatto, oltre che organizziamo l'ultimo dell'anno, il concerto dell'ultimo dell'anno, noi abbiamo già organizzato uno spettacolo musicale che si intitola Voci di Natale, è andato in onda il 10 di dicembre, in cui bambini, ragazzi e adulti si sono esibiti in canzoni natalizie, e anche quello ha avuto un enorme successo, perché ovviamente le canzoni di Natale sono quelle che attirano di più in questo periodo, e di questo siamo molto felici. In più abbiamo anche un'altra festa tradizionale, si chiama Babbo Natale in Batela.
Per chi non lo sapesse, la batela è quella la tradizionale imbarcazione che i gradesi usano in laguna a fondo piatto. Babbo Natale arriva nel nostro porto Mandrachio con la batela, accompagnato dagli amici di Grado Voga, e si ferma in riva San Vito, quindi lungo il porto, distribuisce caramelle, doni e quant'altro, in maniera tale che i bambini possano vedere realmente l'arrivo di Babbo Natale e lo attendono sempre con molta gioia. Non finiamo qua perché dal 15, scusa, non il 15, dal 20, se non sbaglio, di dicembre ovviamente, apriremo come al solito anche la bottega di Babbo Natale. Nella bottega di Babbo Natale arrivano i genitori, ci portano i regali, noi li mettiamo dentro i sacchi. Non svegliamo queste cose? No, e i bimbi arrivano lì e trovano i regali? No, è troppo facile. No, abbiamo organizzato anche un servizio di consegna perché abbiamo Babbo Natale in persona che andrà casa per casa a portare i regali che Babbo Natale ha portato loro. Bellissimo, poi raggiungeremo Babbo Natale perché è arrivato anche qui in piazza e forse sta chiedendo di bere qualcosa perché insomma si deve anche un po' riscaldare, giustamente, e là poi lo raggiungeremo. Noi ringraziamo Alessandro Marchesan e la Soggi di Grado per tutto ciò che fate e per la vostra sinergia con l'amministrazione comunale di Grado e le altre realtà del territorio. Invece è arrivato un altro ospite e lo raggiungo, grazie a Alessandro Marchesan, perché mi fa piacere vedere dal vivo finalmente sì, perché insomma ci siamo sempre visti via Skype. Roberto Marini, presidente della GIT Grado, innanzitutto complimenti per questa stagione estiva, tra l'altro è andata oltre, no? Perché le temperature così alte vi hanno permesso di tenere aperti anche i bar, spiaggia, no? Fino anche a ottobre se non sbaglio, quindi insomma è stata 6 novembre. A novembre, quindi è stata una stagione lunga? Sì, è stata una stagione lunga, ricchissima di soddisfazioni. Di un lavoro intenso comunque perché è una società molto importante che gestisce un comparto importantissimo che è trainante per l'economia della località. Il lavoro che abbiamo fatto ha dato soddisfazioni. Siamo riusciti a intervenire subito con alcuni interventi che hanno migliorato soprattutto i servizi e l'accoglienza degli ospiti e da lì siamo partiti perché un ospite soddisfatto chiaramente comporta dopo anche uno stimolo aggiuntivo e maggiore per migliorare ancora ulteriormente. Quindi sarà un 2023 comunque ricchissimo di novità per la spiaggia, per la Grado impianti turistici. Ci sono degli elementi importanti strutturali grossi che possiamo anticipare che ad aprile, diciamo in maniera ottimista, ma diciamo maggio. Entro il 15 maggio ci saranno consegnati i lavori delle terme, dell'impianto termale, l'impianto termale nella parte vecchia, cioè la parte quella esistente. È in fase di ristrutturazione, sarà completamente ristrutturata il piano terra dove accoglierà la parte sanitaria, quindi la riabilitazione, tutte le cure convenzionate con il sistema sanitario nazionale e regionale. Il piano superiore invece resterà a Grezzo perché il 28, notizia proprio di ieri da parte del sindaco, ci sarà la presentazione finalmente del progetto definitivo esecutivo del nuovo impianto termale che dovrebbe trovare l'appalto nei primi mesi del 2023. Quindi il cronoprogramma prevede l'inizio lavori a ottobre 2023 con consegna aprile 2026. Quindi il piano superiore delle attuali terme resterà a Grezzo perché verrà incamerato e verrà agganciato un nuovo corpo di fabbrica della parte wellness del nuovo impianto termale. Quindi finalmente si incomincia a vedere la luce di un intervento molto importante da quasi 30 milioni di euro. Accolgo l'occasione, torno un poco indietro, per anticipare che il 25 febbraio, questo tengo a precisarlo, mi sta molto a cuore perché noi con il personale stagionale abbiamo un grosso turnover, chiaramente abbiamo circa il 30-40% se non superiore di turnover ogni anno, ogni stagione, ogni inizio stagione, con difficoltà anche di trovare personale, ne avevamo già parlato, ecco. Quindi il 25 febbraio dalle 10:30 circa di mattina sarà anticipato una conferenza stampa assieme all'assessore Rosolin il 17 gennaio e abbiamo organizzato un recruiting day all'interno della nostra palazzina della Grado Impianti Turistici. Ci sarà una plenaria la mattina dove vogliamo presentare l'azienda, dove vogliamo presentare le possibilità e le opportunità di lavoro per tutti. Metteremo a disposizione circa un 40-45 posti di collaborazione nei più svariati reparti chiaramente del comparto
ed è una maniera per far conoscere la società, per far avvicinare i giovani anche a questo mondo, al mondo del turismo, al mondo dei servizi, pur con un lavoro stagionale, che è un grosso aiuto per la loro intanto vita, magari di studio o in attesa di attività professionali differenti, e quindi sarà molto divertente, perché devono capire che comunque si può lavorare, ma il nostro spirito quest'anno è stato quello di lavorare con soddisfazione e divertimento. Beh, è un'occasione. È una bella occasione, quindi sarà molto importante. Dopodiché tutte le attività per il 2023 sono importantissime perché avremo dei nuovi reparti. Uno mi sta particolarmente in cuore, sarà dedicato alla principessa Sissi, che sarà collocato davanti proprio alle Ville Bianchi, e avrà un accesso esclusivo dalla Porta Imperiale, quella di Francesco Giuseppe, l'imperatore d'Austria, e sarà composta solo da capanne storiche, quelle classiche che avevamo una volta negli anni all'inizio del secolo, tutto in bianco e azzurro, con lettini bianchi e azzurri, con le vasche idromassaggio, insomma una cosa un po' esclusiva ma di sicuro interesse ed altro. Quindi sarà allestito anche il settimo cielo, sarà migliorato con i nuovi ombrelloni, i nuovi lettini da 1,5 piazza, le vasche idromassaggio. Però non dimentichiamo tutto il resto della spiaggia, perché il grosso delle attrezzature migliori anche verrà spostato verso la parte est della spiaggia, quindi incominciamo ad alzare il livello di tutto il litorale. Avremo le barriere anti-alghe sui primi 2 reparti, in via sperimentale, anti-alghe e anti-meduse, quindi avremo probabilmente una spiaggia free dalle meduse durante il periodo estivo e soprattutto anche dalle alghe. È arrivata la prima moto d'acqua per il salvamento, quindi avremo un salvamento più tecnologico, più efficace, quindi sarà una spiaggia molto più sicura con le moto d'acqua. Stiamo addestrando il nostro personale con le patenti nautiche e tutto, e la prossima settimana abbiamo un incontro con ENAC perché stiamo lavorando a un progetto di salvataggio sempre anche attraverso il drone. Ah sì. Quindi l'avevamo anticipato e stiamo valutando l'acquisto di un drone che ha una potenza importante, che regge fino a 40 nodi di vento, e quindi prima dell'intervento del bagnino il drone metterà in sicurezza quasi in tempo reale, calando un salvagente e un supporto di salvamento all'assistito per dopo aspettare l'intervento. Quindi nuove attrezzature, nuovi reparti, nuove aree sportive per i giovani, puntiamo molto sui giovani, vogliamo tenere le compagnie di giovani che oggi non abbiamo, più di prendere il sole, più di fare il bagno, non avevano grossi divertimenti, e quindi stiamo allestendo col nuovo anno 2 campi da padel all'inizio della spiaggia. Novità, solo che noi dobbiamo dare pubblicità. Andate in pubblicità. Io immagino che io fatela voi oggi. No, il vice sindaco sarà soddisfatto di tutte queste iniziative della GIT, davvero complimenti sia a Roberto Marin che a Roberto Borsati, perché c'è una bella sinergia, una bella collaborazione. Noi andiamo in pubblicità, poi rimarremo qui perché vi volevamo far vedere anche tutti gli standisti che sono presenti qui a Grado. Ci vediamo tra poco. Eccoci qua di nuovo in diretta da Grado, la festa delle castagne in piazza Biagio Marin, con Massimo Bassi della Full Agency che ha portato questo format, giusto? Bravo. Questo è un format che noi da anni stiamo portando in giro nelle varie regioni d'Italia. È un evento che si caratterizza nell'intento di portare la vivacità nelle varie località, ecco. Valorizzare il territorio, esatto, con l'enogastronomia, ma poi anche animazione. Brava, animazione. Oggi pomeriggio ci sarà la band di cartoni animati che loro si chiamano Miva, e domenica chiuderemo con i fisarmonicisti del Friuli Venezia Giulia. Loro arriveranno con 30 fisarmoniche, quindi sarà un gran finale quello di domani. Bene, partiamo alla presentazione dei vari stand. Bene. Buongiorno, lei è? Dolci tentazioni dalla Sicilia. Sicilia, quindi qua abbiamo dolci siciliani, sì. Artigianali, siciliani, abbiamo fatto migliaia di chilometri per venire qui a Grado a farvi da assaggiare. Troppe calorie per me, comunque. No, mantengono in forma, soprattutto in questo periodo di freddo, guarda, mantengono veramente in forma. Quindi tanti dolci, Massimo, poi andiamo avanti perché proseguiamo. Dopo i dolci ci sono i prodotti del Salento, sempre loro. Guarda. Quindi anche qualcosa di salato con i taralli. Salati oppure dolci, ma soprattutto abbiamo portato anche l'olio extravergine d'oliva del Salento di eccellente qualità.
Vi attendiamo ad assaggiarli perché sono Dopo la diretta veniamo. artigianali. Va bene, grazie. Poi c'è naturalmente la Proloco Vermegliano che propone dolci e non solo, giusto? Sì, buongiorno, qui la Proloco di Vermegliano, in quel di Grado, la festa delle castagne. Ringraziamo Max Bassi che ci ha invitato, la Full Agency, per questa bellissima manifestazione. Speriamo sul tempo domani, perché Grado, l'isola del sole. Noi come sempre proponiamo le paste creme cassoline, che è il nostro cavallo di battaglia, poi i dolci, prosciutto cotto e tutto il resto. Come sta andando? Insomma, la proposta funziona, la vostra? La proposta funziona, per il momento sono quelli di Grado, ma noi aspettiamo questo pomeriggio e domani che arriverà la gente di fuori. Beh Massimo, c'è entusiasmo da parte dei tuoi standisti, poi naturalmente non manca diciamo, la bibita e poi tutte le altre... Presento queste persone che hanno una birra squisita, birra? loro hanno una birra squisita, vi presento il titolare dell'esercizio, prego. Come sta andando qui a Grado? Ma diciamo che come ieri il tempo non ci aiutiamo, speriamo oggi un po' di più che il tempo ci venga incontro, che i cittadini ci vengono a visitare e niente, ringraziamo la Full Agency che ci ha ospitato in questo evento, la Friul Brau che ci ha dato la possibilità di partecipare e niente, noi siamo il buon arrivo di Campoformido e questo. Quindi, insomma siete del territorio, bene, poi si può mangiare qualcosina qui, giusto? I signori sono pronti per l'intervista, ma soprattutto per coccolare chi viene qui con i vostri prodotti, con i vostri piatti. Certo, è la prima volta noi che partecipiamo grazie a Max della Full Agency e diciamo che è bello, insomma, parte il tempo e i nostri prodotti come vedete. Sì, beh, c'è il Friuli in tavola, lei dice. Sì, i prodotti friulani. E non può mancare il fricco, naturalmente, Certo, credo sia il prodotto più gettonato. forte è quello. Immagino. Quindi ci siete voi, poi chi c'è anche? Ci sono altri standisti che sono... Questi ragazzi che propongono ravioli ripieni di castagne anche. Lei si chiama? Daniele Cortiula. Daniele Cortiula, ciao. Adesso ti riconosco, scusami, ma senza la tua, no, ma sai, senza la tua versione da chef non ti riconoscevo, scusami, anche perché ti ho visto sotto il mezzo, anche abbiamo mangiato i tuoi ravioli, adesso infatti come sta andando qui a Grado? Ma speriamo un po' nel tempo, insomma, le previsioni sono diciamo a nostro favore, quindi speriamo arrivi un po' di gente anche e via, dai. Comunque le castagne sono gettonate in tutte le località della nostra regione, anche qui a Grado. Beh sì, insomma, sono diciamo fra virgolette un prodotto di montagna, però le troviamo un po' in tutta la regione, insomma. Sta iniziando a piovere, noi ci spostiamo, andiamo verso Babbo Natale, magari mi metto il cappuccio che così riesco, ecco. C'è la signora che propone, buongiorno, che cosa ci propone lei? Allora noi abbiamo piatti anche veneti. Questo è il baccalà con la polenta, è il nostro piatto vicentino, il piatto forte. Poi abbiamo la frittura di pesce, tutto in farina di riso, che è una novità per le fritture che di solito si usano le solite farine. Diventa una chicca anche per chi la frittura non la può godere. È più leggera? Più leggera. Portiamo anche questo noi nelle nostre manifestazioni. Poi oggi qua a Grado siamo stati invitati dall'associazione che ci ha il signore invitato. Ancora meglio, così conosciamo i gradesi, conosciamo il mondo di Grado. Felicissimi di esserci tra di noi. Brava signora che vuole proporre le sue ricette qui. Babbo Natale invece che dice? Come si trova a Grado? Bene, mi piace. E soprattutto questo chiosco qua con questa signora che l'abbiamo vista prima mangiare, bere già subito. Peccato per il tempo, però. Voi fate l'animazione qui oggi? Sì, stiamo aspettando tutti i bambini. Non vediamo l'ora. Invito ai bambini anche se piove un pochino. Sì, appena arrivano ci mettiamo subito a giocare. Bene, quindi bambini venite a Grado. E invece grazie mille per... E qui invece chi c'è? Max?
crudo itinerante. Noi ci siamo già visti, forse a Pordenone, un'altra ragazza. Giriamo abbastanza Può essere, sì. Veneto. Sì. Noi Quindi abbiamo, l'aperitivo per 2 proponete qua? sì, non solo, abbiamo anche dei taglieri in formato cono, il frigo friabile, il frigo di patate e tutto quello che è abbastanza tipico friulano. Prosciutto crudo di San Daniele soprattutto, i nostri piatti sono tutti a base di prosciutto crudo di San Daniele. Bellissimo questo piccolo camper, quindi viaggia... 50 anni. 50 anni. Sì, riallestita, però la sua età anagrafica è 50 anni. Beh, complimenti davvero, perché 50 anni ma ben tenuti, eh? Andiamo a vedere le castagne che stanno preparando. Massimo mi fa strada. Andiamo a vedere le castagne, così finalmente siamo... Qui quante castagne state preparando? Adesso arriva. Le castagne, come vedete. Però Massimo vieni qua vicino così mi dici anche quante castagne state preparando. O è lei che prepara le castagne? Chi le prepara? Qui c'è Patrick. Patrick, vieni tu. C'è Patrick, che è il cuoco delle castagne. Qui noi per l'occasione della festa delle castagne abbiamo Vieni di qua così ti inquadriamo. abbiamo portato 10 quintali di castagne. 10 quintali di castagne per questi 3 giorni, insomma, ecco. Quindi abbiamo fatto adesso le prime cotture e siamo convinti che se il tempo regge di proporre e vendere tante castagne, insomma. Sì, questo è il nostro intento. Noi vendiamo le castagne e il vino nuovo e poi il popcorn e lo zucchero filato. Ecco, queste sono le nostre pietanze. Quindi ce n'è per tutti. Sì. Il tempo non aiuta la preparazione delle castagne? No, il tempo non influisce, No? Anzi meglio perché c'è umidità e le castagne hanno bisogno del 90% di umidità per essere cotte bene. Allora dopo vengo a provarle. Bene. Complimenti davvero, perché è un gran bel lavoro stare dietro a tutte queste castagne. Sì, giusto? certamente. Allora le auguro una buona giornata, buon lavoro e buona festa delle castagne. Grazie. E grazie anche a te, a Massimo. Grazie. Noi adesso ci spostiamo, andiamo al Cinema Cristallo per farvi vedere la mostra dei presepi allestita qui a Grado. Sono circa un'ottantina allestiti all'interno del Cinema Cristallo, quindi per fare in modo che noi possiamo spostarci, perché abbiamo un po' di minuti di strada, mandiamo la scheda dedicata al territorio che ci ospita, quindi la scheda con tutte le caratteristiche legate a Grado, e poi una clip che vi fa vedere quelle che sono le peculiarità turistiche e culturali dell'Isola del Sole, anche se oggi piove, anzi diciamo così, io dico sbivicchia, perché piove un po', quindi vediamo le schede, noi ci spostiamo, poi ci sarà la pubblicità, ma ci ritroviamo al Cinema Cristallo. Ciao a tutti. Ciao. Ciao. Grazie.
Eccoci qua, bentornati in diretta da Grado. Ci troviamo al Cinema Cristallo, dove sono allestiti diversi presepi, una mostra presepi dedicata proprio a Grado. Ci ha raggiunto Don Paolo Nutarelli, che è il parroco. Intanto grazie per essere qui, mi fa piacere conoscerla dal vivo, perché l'avevo vista nei giorni scorsi proprio per un servizio dedicato alla sua parrocchia, una parrocchia, posso dire, moderna, innovativa, giusto? Siamo a servizio della comunità, cercando di informare, che è la cosa importante, e quindi siamo qua. Beh, è importante anche questo scenario, no, dei presepi qui a Grado. È un'iniziativa meravigliosa che già da tantissimi anni viene portata avanti, per cui un grazie grande a chi l'ha ideata, a chi l'ha pensata, a chi l'ha realizzata, e un grande grazie anche a chi quest'anno ha messo insieme questa mostra, sia qui al Cinema Cristallo sia in tutta la nostra cittadina, perché Grado diventa un presepe nel presepe grazie anche un po' alla calle storica. Il presepe ti porta a contemplare da una parte la natività e attraverso l'arte a elevare il tuo spirito. Ecco, quindi facciamo un giro proprio per fare in modo che anche il nostro Francesco Snidero ci faccia delle riprese dei diversi presepi che sono allestiti qui, e vedo anche l'attività nella Grado antica, quindi è un po' anche ritornare alla storia del territorio. Il tema del Natale è l'incarnazione, no? Dio che diventa uomo, entra dentro la storia degli uomini. È ovvio che qui a Grado non può non nascere nel nostro contesto, nella laguna e nella storia di Grado, no? Qui mi piace mettere in evidenza questo legame tra tradizione ed innovazione, credo che sia fondamentale, ma qui Dio nasce, importante. Dopo un periodo difficile legato alla pandemia, poi anche questo è stato un anno difficile inizialmente appunto dovuto alla crisi energetica, alla guerra, insomma, che Natale ci dobbiamo aspettare? Non sarà un Natale facile, evidentemente, dobbiamo essere coi piedi per terra, però è importante fare aggregazione e vivere sempre la solidarietà, credo che sia fondamentale a tutti i livelli, per credenti e non credenti. E Grado come vive il Natale? La sua comunità come la vive? Poi ci sono anche questi suggestivi presepi che danno ancora più calore. La nostra comunità è una comunità fortemente legata ai valori che la fede cristiana porta avanti, per cui c'è una aggregazione grande, c'è un senso di appartenenza forte alla comunità e cerchiamo di prepararci bene per attualizzare però il Natale dentro la nostra storia, con i nostri problemi e le nostre anche cose belle, evidentemente. Io ringrazio Don Paolo Nutarelli, il parroco di Grado, so che è impegnato, quindi noi la ringraziamo per essere stato qui con noi. E ci sono delle iniziative poi legate anche alla sua parrocchia prossimamente, Natale, dopo Natale? Le iniziative sono legate alla Basilica, a tutti gli eventi attraverso i quali, attraverso la liturgia, cercheremo di elevare il nostro spirito per celebrare bene il Santo Natale. Allora noi le auguriamo un buon Natale sia a lei che a tutta la sua comunità. Auguri anche a tutti a voi. Buon Natale. Grazie mille. Io raggiungo Francesco Snidero che è qui davanti a me, ma Antonio Boemo che ritrovo dopo un po' di mesi, perché ci siamo visti d'estate col caldo e adesso ci ritroviamo qui in un'atmosfera tutta natalizia. E tu di presepi ne sai parecchio, perché 25 anni fa, se non sbaglio, hai ideato tu la rassegna? Il prossimo anno saranno i 25 anni, sì. Ma tutto è iniziato, però, a dire la verità, nel 1989, quando i portatori della Madonna di Barbana hanno realizzato il primo presepe esterno, sempre in un casone grande così attorno al porto. E poi è diventato il presepe galleggiante, che adesso è diventato un po' il simbolo della rassegna di presepe di Grado. E poi nel 98 un gruppo di commercianti ha lanciato una prima mini rassegna. Da quella volta siamo passati, poi ha preso in mano l'azienda di promozione turistica, che l'ha portato avanti per tanti anni, fino alla soppressione degli enti turistici. Dopodiché ha preso in mano il comune. Fra l'altro il comune di Grado è l'unico comune in regione che organizza in proprio una rassegna di presepi, e questo va detto perché è merito delle varie amministrazioni comunali che si sono succedute.
Senti, questo presepe l'hai fatto tu, il presepe in cassetta? Anche presepista se mi sei diventato? Sì. Adesso arriverà Francesco Snidero e lo riprenderà. Come l'hai preparato? Ma niente, questo qua è una cosa semplice, abbastanza semplice. Però hai voluto portare il tuo presepe qui? No, ogni anno c'è sempre almeno uno, ci deve essere, ma ce ne ho diversi in regione, perché nelle varie rassegne noi facciamo gli scambi. E quindi... Però questo tu l'hai realizzato con una cassetta praticamente e poi ci hai messo le statuine. Di verdura, di frutta e verdura, insomma, ho trovato un po' di statuine giuste. Sì, ma siamo un po' particolari, cioè i presepisti creano, hanno la fede prima di tutto alle spalle e poi hanno l'inventiva. Grado, per esempio, ci sono due caratteristiche dei presepi di Grado. Una è quella dell'ambientazione lagunare, la seconda è quella dell'esposizione interna ed esterna e non esistono scelte da fare. Chi fa domanda porta il presepio e basta, perché sono tutte delle piccole opere d'arte fatte con materiali diversi, e i presepisti prendono spunto da tutto, da qualsiasi come posso dire, da qualsiasi pezzo di legno che ti trovi in mano. Guarda quel legno lì, vedrai. È un legno trovato in mare quello, immagino, o no? Sì, penso di sì, non lo so, ma bisogna vederlo dall'altra parte dove ci sono le casette dentro. Allora ci spostiamo, Antonio, facciamo così che ci spostiamo. Hanno fatto un lavoro incredibile. Poi anche le conchiglie ci sono. Le conchiglie, sì, questo è fatto con le zucche, tutte dipinte per esempio, c'è un po' di tutto, ecco. Qui presente le conchiglie che quindi non potevano mancare in un contesto marino come quello di Grado, invece questo Graziano Tomasin di Tapogliano presentano questo presepe proprio nel bellissimo. Sì, è molto bello. È difficile dire qual è il più bello, sono tutti belli, tutti hanno il loro significato, anche questo grande qua che rappresenta una parte del centro storico, questo qui a sinistra. Dobbiamo fare vedere questo primo, che è il troncolegno di Graziano Tomasin. Tutti i presepisti sono un po' artisti, diciamo, in un certo senso, trovano tutto. Anch'io ho trovato questo qua, era un deodorante, finito il deodorante, adesso è tutto da ridere, ma è così. È un presepe? Certo che sì. Aspetta, perché adesso arriverà Francesco Snidero a riprendere il deodorante presepe, quindi un presepe... Era il contenitore di un deodorante. C'è un presepe portatile praticamente? Sì. Vedi, esce fuori, c'è tutto. Pazzesco, cioè questa è un'esclusiva per Telefriuli perché non lo sapevamo. E questi sono piccoli. È arte questa. Ma insomma, è curiosità, dai. Senti Antonio, complimenti davvero per il tuo estro artistico, ma anche perché dobbiamo dire che tu fai parte della storia di questa località, dell'Isola del Sole, e abbiamo presentato mesi fa il tuo libro, poi magari dopo la pubblicità ci racconterai come sta andando, se c'è anche il proseguimento, no, del tuo libro. Quindi abbiamo visto una panoramica dei presepi qui allestiti al Cinema Cristallo, facciamo una piccola pausa per la pubblicità, poi ritorneremo in diretta da Grado, a tra poco. Bentornati in diretta da Grado dal Cinema Cristallo per la mostra presepiale presente qui. Vi abbiamo fatto già vedere diversi presepi assieme ad Antonio Boemo. Con te continuiamo, no? Il nostro viaggio nei presepi, anche perché fanno riferimento anche a dei lavori realizzati dai bambini, dalle scuole. Bambini, questo della scuola Dante Alighieri. Ce ne sono qui anche di scuole non di Grado, perché questa per esempio ce ne sono da Cervignano, da Strasoldo. Quindi un modo anche per... C'è un altro per esempio della scuola materna e quindi... Ma ce ne sono diversi di diversi istituti scolastici. Quello che è importante è che ce ne sono un 4-5 fatti da ragazzini e si spera in un futuro, insomma, ecco.
Esatto, che non si perda la tradizione, no? Che i giovani continuino, che i più piccolini continuino la tradizione del presepe, dell'idearlo e progettarlo, perché insomma non è mica da tutti. Antonio, tu ci hai fatto vedere il tuo e anche il tuo presepe portatile che a nessuno sarebbe venuto in mente, quindi davvero complimenti. Ma come fare per portare avanti questa tradizione, portarla nelle scuole, no? Immagino sia... Sì, ma non è così facile come sembra. Comunque sì, stiamo cercando, ne abbiamo parlato anche recentemente a Barbana, perché ogni anno i presepisti della nostra regione si trovano riuniti per discutere e parlare dei vari problemi nostri. Insomma. Ecco, e uno di questi appunto è il futuro. Quest'anno l'abbiamo fatto a Barbana, il prossimo anno sarà da un'altra parte, insomma. E quindi insomma non è un problema da poco, anche se qui comunque a Grado vediamo che la tradizione permane grazie a questa iniziativa. Se tu pensi che quest'anno tra dentro e fuori ce ne sono circa 250, quindi non sono pochi. Un gran bel lavoro, davvero, e anche di inventiva. Voglio dire che il merito dell'allestimento, bisogna citarlo, è di Cristiano Sgubin, che quest'anno si è occupato in tutto e per tutto per farla. Insomma. E quindi insomma davvero complimenti all'amministrazione comunale, a voi che comunque riuscite sempre a dare una mano negli allestimenti. E adesso sentirò un tuo amico, Antonio, che conosci da tanto tempo, che però mi dice che tutti lo conoscono come Pippi, giusto? Pippi, e invece chi è? Con una P sola. Pippi? Due Pippi, adesso mettetevi d'accordo. No, ma io l'ho detto apposta per farlo parlare. Che lei è invece Gino Flaborea? Sì. Flaborea? No, com'è? Ditemi di Flaborea, perché a allora Concordia se dite Flaborea ti uccidono, Flaborea. Quindi l'ho detto corretto o l'ho sbagliato. Bene, sì. Presidente Coldiretti, Boscat Grado, giusto? Sì, esatto. Lei è qui perché anche lei ci parla di alcuni presepi. Ma questa è una passione che sia da piccolo, però sposando una donna... È lei che è proprio l'artefice di tutte queste cose e difatti qui a Grado ne facciamo 4. Uno personale che è qui di fronte, poi facciamo uno per la Coldiretti perché io sono nel cuore, ho la Coldiretti e allora siccome posso dire una cosa, che Grado è il comune più agricolo della provincia di Gorizia, comunque non c'è turismo senza agricoltura e allora dal momento che siamo in comune di Grado siamo molto legati, abbiamo una collaborazione con l'amministrazione comunale e tutte le associazioni, ecco. E in più noi ci dedichiamo, partiamo da Boscat che è a 10 km da qui, portiamo su le cose, adesso sono 2 anni che ci dà una mano l'amministrazione comunale a portare su e ne facciamo 2 in centro storico, e uno anche per la Croce Rossa perché noi, io e mia moglie siamo anche volontari della Croce Rossa e allora ci dedichiamo a questa passione anche per dar lustro, anche importanza alla nostra frazione perché è una frazione agricola però si distingue perché ci sono degli agriturismo, c'è dei ristoranti e praticamente siamo nella laguna di Grado che è una bonifica e noi con l'amministrazione comunale ci dedichiamo per tutte le cose, ecco. Complimenti a lei e sua moglie, perché saluto anche sua moglie. Più che altro è mia moglie che è la brava. Bravo, è la Marisa. la Marisa, ecco. Salutiamo la moglie Marisa e ha fatto bene a citarla, perché mica tutti i mariti citano le mogli. Ma non tutti hanno queste fortune, no? Capisce? Io sono stato fortunato, ecco. Bene, una bella dichiarazione d'amore in diretta su Telefriuli, insomma non è male. Quando è che andremo? Siamo in diretta, quindi o lo vede adesso o lo vedrà in replica, ma glielo faremo sapere. Invece con Antonio Boemo volevo ricordare anche il tuo libro, perché l'abbiamo presentato. Si chiama proprio Ricordare Grado. Ricordare Grado. Quindi, insomma, anche immagino i presepi, o comunque la storia di Grado, cioè nei presepi, nella storia di Grado ci sono anche i presepi. Ma nella storia di Grado i presepi ci sono da sempre perché le famiglie l'hanno sempre fatto, è un'antichissima tradizione per i gradesi. Il tuo libro come continuerà? Mettiti di qua così riusciamo a inquadrare. Il libro è andato molto bene, devo dire la verità, e anche adesso come strena natalizia sta andando e sono in lavoro per concluderlo, cioè per la seconda... sì, perché è lunga, no? La storia di... No, beh, lì praticamente sono arrivato fino agli anni 70. Sì.
con qualche sforamento, ma insomma quella era l'anno. E adesso arriverò fino ai tempi attuali, ma con tante cose antiche che non ho messo dentro. E quindi insomma si arriverà ai tempi nostri. Quando prevedi? A giugno del prossimo anno, come annunciato. Quindi ci ritroveremo a giugno per magari vedere la tua pubblicazione rinnovata. Io in chiusura volevo raggiungere il vice sindaco Roberto Borsatti, così ci chiudiamo. Intanto mi complimento per l'allestimento e per la collaborazione con tutte le vostre associazioni, anche con la GIT, perché davvero state facendo un bel lavoro. Sì, no, siamo contenti. Qui chiaramente devo ringraziare anche qui tutti, perché effettivamente anche gli operai del comune, insomma, che hanno collaborato, chiaramente faceva parte nelle ore di lavoro loro, però ci hanno messo amore, e tra l'altro non ribadirò mai di ringraziare Cristiano Sgurbin, che è un nostro dipendente dell'ufficio turistico, che è opera sua questo, lui con le sue mani ha allestito tutto, è una persona che ci tiene tantissimo. A me fa sempre piacere ringraziarlo. Allora noi vi auguriamo buone feste, auguriamo ai gradesi buon Natale, ma auguriamo anche ai nostri telespettatori un buon Natale, che vengano qui a Grado a vivere questa atmosfera natalizia. Sicuramente, noi cerchiamo in tutte le maniere di creare, oltre alla nostra accoglienza turistica, che quella c'è sempre, però di farli entrare nel mondo natalizio anche qui. Io ringrazio anche Roberto Marin, buone feste, buon Natale, ci rivedremo a gennaio nella stagione estiva per raccontare tutte le novità della GIT. Vi aspettiamo volentieri, e quindi l'augurio chiaramente di un sereno Natale a tutti, un ringraziamento all'amministrazione comunale per il lavoro che ha svolto comunque in quel di Grado per questi eventi, e che sia un 2003 veramente che ci permetta una socialità ancora superiore rispetto a quella che è stata quest'anno. Assolutamente. E ringrazio anche Antonio Boemo, buon Natale anche a te, buone feste. Altrettanto che a voi, a tutti voi, a tutti i telespettatori. Grazie Francesco Snidero che è qui con me, la regia di Gian Domenico Ricci, grazie a voi per l'attenzione, insomma tante buone feste a tutti, venite a Grado perché davvero qui si respira un'aria del tutto natalizia, e non solo, perché ci sono anche le castagne, quindi venite a Grado, buona giornata. Questa trasmissione è stata offerta da GIT Grado.